Nuovo appuntamento oggi dell'Associazione Dante con alcuni studenti e qualificati relatori per ricordare quello che è stato il pensiero di Dante, Dante D. Sì, il 25 marzo dal 2020 è stata istituita come giornata per ricordare Dante. E questa data nasce dal fatto che proprio si pensa, gli studiosi hanno fatto delle ricerche, che il viaggio di Dante dall'inferno al paradiso sia iniziato proprio il 25 marzo del 1300. Oggi abbiamo rivolto questo incontro agli studenti. Abbiamo una bella rappresentanza di alunni, di ragazzi, di giovani, e i relatori stanno proprio illustrando i versi di Dante, ma in particolare quei versi che parlano della natura, della speranza e della vita. Evidentemente ognuno illustra dal punto di vista particolare, e vedo che i ragazzi stanno proprio vivendo questo momento anche da protagonisti, perché c'è uno scambio anche di idee, di domande, e quindi fa piacere, e anche perché diciamo che il futuro è affidato a loro. Lo abbiamo fatto in questo luogo prestigioso che è la Villa Genuardi, la sala della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali, anche perché offriamo quindi ai ragazzi di vedere una realtà della nostra Agrigento, una realtà meravigliosa, e quindi anche il luogo stesso diventa oggetto di riflessione e di considerazioni positive. L'editore Antonio Liotta, nonché medico, oggi ha questa iniziativa della Dante per discutere sulle tematiche che riguardano appunto la Dante D. È importante oggi celebrare la giornata internazionale su Dante e cercare di tirare fuori anche elementi innovativi e riflessioni che partono dalla lettura della Divina Commedia. Oggi ho cercato di trattare il tema della sostenibilità del linguaggio, anche dell'italiano, ma attraverso Dante e tutto quella che è la sua attenzione nei confronti della natura in tutte le sue diramazioni. E ragazzi molto attenti che ascoltano questi interventi per approfondire poi loro all'interno delle scuole le tematiche che, partendo da Dante, cioè, interessano il mondo intero. Professor Enzo Di Natali presente a questo convegno per la Dante D. Il tema che ho trattato è stato il seguente: Dante, Vasco e il senso della vita. Dante Alighieri e Vasco Rossi ovviamente offrono due proposte culturali sul senso della vita completamente diverse, mentre per Vasco Rossi non c'è alcun senso nella vita, la vita va vissuta così come viene, anche se non ha un senso. Dante Alighieri con la Divina Commedia e soprattutto con il Paradiso ci dà un senso alla vita. Il mio intervento era appunto questo: far capire il senso della vita nella poesia di Dante Alighieri. Questa giornata dedicata a Dante partecipo con un lavoro di immagini che si ispira all'opera della Divina Commedia, proponendo paesaggi agrigentini. Quindi la luce di Agrigento come la luce di Dante del Trecento.